Adesso ci sarebbe stata Alessandra Olgiati, però siccome viene da Milano, da Lugano, è partita stamattina prestissimo perché ieri aveva una conferenza, la sposteremo in un altro momento, magari nel primo pomeriggio. Sergio? Chi vuol venire delle persone guarite? Vuoi venire tu, Rita? Allora, Rita Galeone è operatrice sociosanitaria vicino a Venezia. Lei è una prova vivente che le 5 leggi biologiche sono vere. Bene, Rita. È la prima volta che Rita viene una giornata così, per cui è un debutto e l'applauso di incoraggiamento ci va benissimo. No, sto in piedi. Sì, è un po' difficile effettivamente, imbarazzante da morire. Avevo 19 anni, con una autopalpazione ho sentito un nodulo. Questo nodulo, come diceva giustamente Signori, ti parte a una ricerca di diagnosi, eccetera, eccetera, premesso che avevo un figlio molto piccolo di 5 anni, l'ho avuto a 14 anni, sì, ho fatto tutto molto veloce. E vabbè, da lì è partito tutto l'iter diagnostico. Questo iter diagnostico mi ha portato nella paura più assoluta. La mia famiglia non mi ha aiutata, anche perché avevo ancora lo scoglio di aver avuto questo figlio presto, per cui mia madre, tra l'altro, era quella meno contenta di tutta questa vicenda, era anche la parte dominante, caratterialmente più forte nella mia famiglia, che era quella che contestavo maggiormente. E mio marito, quello che poi è diventato mio marito, non aveva non era un grande supporto per me. Mi sono spaventata, come sono spaventata anche adesso. Mi sono spaventata e ho incominciato anch'io queste chemioterapie, anche perché mi dicevano che, data la mia giovane età, questo male sarebbe stato veloce. Parlavano di circa 6 mesi di vita. E a me la cosa non è che andava tanto giù, sinceramente. Cammino perché sono nervosa. Non mi andava tanto giù. Durante questa chemioterapia ho conosciuto, c'erano diversi infermieri. Ne ho conosciuto uno molto particolare che all'epoca avrà avuto 50 anni, lo sto ancora cercando perché non riesco a trovarlo. Ero a Vipiteno, in Alto Adige, che mi ha parlato per la prima volta di Hammer. Siccome a me questa chemioterapia mi creava grandi scompigli dentali, nausee, vomito, per cui era difficile vivere, non avendo grandi supporti, dovevo sempre fare un po' tutto da sola. È stata la mia prima volta in cui ho fumato la marijuana. Perché la marijuana? Perché la chemioterapia mi alzava tantissimo la pressione sanguigna e in più mi dava nausea. Nausea significa non mangiare, non riuscire ad alimentarsi. Non riuscendo ad alimentarmi, chiaramente avevo pochissime energie che già la chemioterapia ti toglie. Con la marijuana io ho trovato un grande aiuto, nel senso che ti toglie la nausea, mi ha abbassato la pressione sanguigna, per cui riuscivo anche a gestirmi meglio, ma soprattutto ti dava quella leggerezza mentale che magari oggi ve lo dà un bicchiere di vino, che siamo là, insomma, non è che avesse chissà che potenziamento. Però comunque a me questa chemioterapia stava stretta anche perché era il contesto. Ogni volta che entravo in quei posti mi sentivo sempre più malata, mi sentivo sempre più vicina alla morte, mi sentivo sempre più inutile. E approfondendo questa argomentazione con questo infermiere, mi ha detto scappa. È una cosa che non si fa, insomma, in genere non lo fanno, perché ovviamente, ma parliamo ormai di 30 anni fa, per cui magari le regole erano meno restrittive. E lui mi aveva detto scappa. Avevo incominciato un po' a capire come liberarmi, come scappare veramente, perché mi rendevo conto che non dovevo solo scappare dalla chemioterapia, ma dovevo scappare da tutto quello che
mi aveva portato fin là, compresa la mia famiglia. Ho incominciato questo percorso, perché anche liberarsi dal protocollo della chemioterapia non è che uno dice io da domani non vengo più, ciao, buonanotte al secchio. Non funziona così. D'altro canto ho una madre molto attenta e molto agguerrita, per cui lei ha fatto leva sul fattore figlio, che diceva, lei ha cercato di prendersi la patria potestà di mio figlio. Ecco perché poi alla fine io mi sono sposata per tutelarmi da questo attacco, dicendo che io non ero più in grado di intendere e di volere e che ero una drogata, perché fumavo la marijuana. Lì mi sono ancora più spaventata, però non volevo continuare, avevo deciso che non volevo continuare, per cui il fatto che mia madre mi facesse apertamente guerra su questa cosa mi ha un po' distratta da quella che era la malattia. Allora ho detto, ah sì, tu vuoi schiacciarmi? Cioè come se la malattia non bastasse, tu vuoi schiacciare me? E adesso ti faccio vedere io. È nato un po' come una sorta di dispetto. Questo dispetto ho incominciato, assistenti sociali, giudici, ho dovuto fare diversi incontri detti dal tribunale da psicologi, psichiatri. Era una sorta di CERT che però in quegli anni non si chiamava CERT, non mi ricordo come si chiamasse, non era un CERT comunque, per capire fino a che punto... Sai che non mi ricordo? Vabbè, non mi ricordo, comunque non era CERT. Ho fatto tutto questo percorso, sono stata ritenuta in grado di intendere e di volere, con un'intelligenza cognitiva sufficiente per poter educare un figlio, e sono scappata. Ho preso il treno una sera, sono scappata e mi sono completamente allontanata. Nel gennaio dell'anno dopo, ho fatto l'ennesimo, volevo capirlo io, era una mia richiesta, volevo io capire come stavo, anche se sapevo poi fondamentalmente come stavo, però si era regredito, non era scomparso. Via via comunque ho recuperato le forze, anche perché ero talmente occupata a scappare e a tutelarmi che io avevo dimenticato di essere malata, o comunque per me era diventato il raffreddore che tu hai, dici vabbè ok adesso mi passa, adesso devo concentrarmi per tirare su quella che è una famiglia, una stabilità per mio figlio, riuscire comunque ad avere un rapporto costruito che portava le basi alla costruzione futura, per cui ero talmente distratta da quello che per gli altri era il grande male che io me ne sono anche quasi dimenticata. E infatti poi ho rifatto di nuovo l'esame, era completamente regredito. È stata dura, tanto dura, perché la paura, da una parte la paura rimane, però effettivamente per fortuna io ho avuto questa madre che mi ha portata a distrarmi e quindi oggi sono passati quasi 30 anni, sono qua e basta. Grazie Rita. Ecco, quindi ripeto, lei è una prova fantastica della veridicità delle 5 leggi biologiche. Noi produciamo un tessuto alterato, ma quando risolviamo il problema il nostro corpo lo riassorbe. Viene fatto questo esempio: un lupo selvaggio trova un pezzo di carne grande così, comincia a mangiarlo, ma sente arrivare gli altri lupi e ha paura che glielo portino via, allora lo divora tutto. Ma dopo bisogna digerirlo. A quel punto o lo vomita, o lo digerisce, o muore. E allora lo stomaco produce un tumore, che produce più acido cloridrico. Il lupo digerisce la carne, se ne va per la sua strada, dopodiché riassorbe il tumore che ha prodotto. Così difficile. Grazie quindi di nuovo a Rita. Adesso Antonella Turso non è potuto venire, quindi vi racconto io la sua storia, che è altrettanto fantastica. Qui non si tratta di un tumore, ma torniamo alla definizione ironica, anzi sarcastica, che vi ho proiettato prima. Diagnosi:
operazione con cui un medico riduce la realtà complessa, unica e irripetibile di una persona a parole oscure e tendenzialmente scoraggianti. E Antonella è un esempio vivente, perfetto. Allora, a 34 anni, Antonella è in una situazione di profonda infelicità, col marito andava malissimo, aveva un bambino piccolo, una bambina piccola, e ha cominciato a dimagrire e a deperire. Non era anoressica, mangiava, ma continuava a perdere peso. Notate che l'ho incontrata per caso, lei e il suo attuale compagno, a una occasione come questa. E mi ha detto: io ho questa storia, lei non capiva, allora le ho spiegato, e è diventata una testimonial. Oggi purtroppo non ha potuto venire qua. E allora Antonella è in crisi nera di vita, non ha più voglia di vivere. Dice: mi vergognavo di confessarlo anche a me stessa, io non avevo più voglia di vivere. Allora pesava 37 kg, alta 1,70 m, non aveva più mestruazioni, gli ormoni femminili erano pressoché azzerati e la cosa che appariva più grave, la sua ipofisi era atrofizzata. L'ipofisi è una ghiandola che abbiamo al centro del cervello, che è una centralina che regola le ghiandole sessuali, le surrenali, la tiroide, insomma è una specie di controllora di tutto l'organismo. E quindi le hanno detto: lei ha un ipopituitarismo, sentite quelle parole oscure, lei ha un ipopituitarismo secondario, con distiroidismo, perché aveva anche problemi tiroidei, amenorrea, non ha mestruazione, su base autoimmunitaria. La sua situazione è, la sua malattia è inguaribile. Se non che Antonella decide di cambiare vita. Si separa dal marito, comincia a fare cose che le piacciono e comincia a riprovare piacere nel suo corpo e comincia a rifiorire. Aumenta di peso e un giorno racconta, vede una macchia di sangue negli slip. Dice: cos'è sta roba? Mi hanno detto che le mestruazioni mi verranno mai più. Allora va dal medico, il quale si spaventa e le dice: facciamo un'ecografia che non sia un tumore. Il tumore non c'è. Un mese dopo mestruazioni, che da allora ha sempre. Adesso ha 48 anni e sta benissimo da allora. Gli ormoni si sono rinormalizzati, mestruazioni, l'ipofisi è tornata a posto e ha ripreso peso, è anche una bella donna. Scusate voi donne, un po' discorso un po' da maschio. Allora è semplice, Antonella non ha più voglia di vivere, il suo corpo appassisce. Antonella riprende la voglia di vivere, il suo corpo rifiorisce. Invece panipopituitarismo, secondo malattia inguaribile. Quindi un'altra frase molto frequente fra i medici è: da adesso lei ci dovrà convivere. Ma ci conviva lei con quello che le pare. Io voglio star bene, ripeto, il divino ci vuole, sani e felici. Comunque questa è una storia bellissima ed è una prova vivente che le 5 leggi biologiche sono verità. Grazie. Vediamo cosa prevede il copione. Allora, Marcello, vuoi parlare tu? Aspetti che c'è una domanda forse. No, per le domande volevamo fare un po' una... Sì, siamo giusti con i tempi. Sì. Allora è verissimo, il corpo guarisce, la nostra mente interferisce. Qualcuno ha detto la mente mente continuamente. Dobbiamo addomesticarla questa mente, che è utilissima. Però il nostro corpo ha dentro di sé la saggezza dei millenni, no? Adesso lei mi stimola, vi recito una delle ultime poesie che ho scritto, se riesco a dirvela senza commuovermi. Sì. Il nostro corpo, ok, allora ascoltate perché è detta, è commovente.
Pensate che parli un bambino o una bambina. Quando mi dici che sono malato, per piacere, non farmi paura. Non mi rinchiudere fra quattro mura, senza sole e senza aria, per me. Quando dici che sono malato, fammi danzare all'aria pura. Stammi vicino e voglimi bene. Stammi vicino e gioca con me. Non mi dare, ti prego, veleni, non mi togliere parti del corpo. Il mio corpo lo sa cosa fare, anche meglio di te e di me. Dentro lui la saggezza dei secoli sempre danza, cercando la gioia. È più saggio di tanti scienziati. Lui lo sa e non si chiede perché. Io sono certo che posso guarire. Io lo so e anche tu stanne certo. Basta stare nel grande concerto che la vita, danzare, ci fa. Quando dici che sono malato, stammi vicino e fammi giocare. Dammi fiducia, certezza, amore. Questi sono guarigione per me. Grazie. Quindi il nostro corpo sa benissimo cosa fare. Infatti, allora adesso verrà a portare la sua bella testimonianza Giorgia Bocca di Fuoco, che conosco da qualche anno ed è un'altra bellissima storia. Bene, buongiorno a tutti. Sono felice di fare questa testimonianza anche subito dopo Marcello, così posso prendere qualche spunto. Intanto vi ringrazio per questa occasione, perché alla fine ogni volta che vado così, che mi impegno a portare la testimonianza, riesco a rivedere un po' la mia vita, a fare delle riflessioni e devo dire che in questi giorni sto seguendo alcune persone, alcuni casi insomma di persone che stanno soffrendo veramente tanto. E attraverso le loro vite riesco a rivedere anche alcune piccole parti della mia, come sempre, no? Ci facciamo un po' da specchio. Tra l'altro oggi doveva venire qui un'amica che purtroppo invece stanotte è stata molto male. E quindi vi ringrazio perché è stata un'occasione per rivedere e ricomprendere anche delle cose. Credo che il leitmotiv della mia vita in generale sia stato sempre quello di imparare attraverso l'esperienza, anche dolorosa tante volte. Sono passata più volte, adesso io oggi qui sono stata invitata per testimoniare la guarigione dalla leucemia, ma in verità devo dire che mi è stato diagnosticato più volte qualcosa di molto importante, addirittura 3 volte sospetto tumore al collo dell'utero. Una volta io ci sono anche cascata, nel senso che ho poi fatto la biopsia, mi hanno tolto un pezzo del collo dell'utero e nell'esame poi istologico era perfettamente sano. Dopo di quella volta non mi hanno fregato più, no? Nel senso non ho più fatto neanche i vari controlli. Allora, partiamo dall'esperienza della leucemia e poi vi dico un po' di considerazioni che possono essere anche utili, perché alla fine credo che il fatto di dirvi che sì, che ne sono uscita sia importante come rinforzo, ma alla fine forse può aiutare fino a un certo punto, no? Allora, riassumendola, poi se avete domande magari me le fate voi per non essere pesante, posso dire che nel 2007, dopo anni e anni di purtroppo di entrate e uscite in ospedale in cui non riuscivano a capire perché avessi delle crisi emolitiche molto forti, dolori alla schiena, cose varie, alla fine un giorno un medico mi ha diagnosticato questa leucemia linfatica cronica. Devo dire che al momento lui me l'ha presentata in un modo molto tranquillo, come fosse una cosa anche abbastanza normale. Mi ha detto, sai, secondo me ce l'hai da quando avevi 15 anni, per cui se riesci a tenerla a bada, questa cosa non ci sono problemi. Se invece le cose dovessero peggiorare, visto che sei qui spesso, eccetera, eccetera, non ti preoccupare, faremo le chemio, faremo le radio, eccetera, eccetera, no?
Io sono uscita un po' sbalordita, devo dire, perché non mi aspettavo, ecco, una cosa del genere, però da un'altra parte ero anche grata, perché qualcuno aveva dato un nome al mio malessere. Con questo medico, tra l'altro, ci vedevamo spesso perché io avevo anche altri sintomi, sono entrata con un'anemia da sferocitosi, insomma ereditaria, si dice così, no? Ecco. Che mi portava a delle crisi emolitiche, per cui insomma diciamo che io ero parecchio in difficoltà. Lo ero fisicamente, perché lo ero a livello animico, lo ero a livello morale. Quello che nella vita da 15 anni in poi, come aveva detto il medico, avevo una fatica nel trovare un mio posto, nell'essere riconosciuta per quello che ero, insomma, no? Poi io mi sono letta e studiata un po' le leggi biologiche piuttosto che metamedicina, piuttosto che altre teorie. Ognuno poi dà una sua visione che può benissimo, come posso dire, adattarsi alla mia situazione. Io direi che più di tutto c'era il fatto di avere delle aperture, avere avevo un mio essere che era un pochino diverso da quello che era accettato e che era il livello normale, diciamo, no? Nella famiglia e nella società. Quindi quando io parlavo di sensitività venivo presa come attenta che ti portiamo dallo psichiatra, no? Quindi dopo che tu non riesci ad esprimere determinati talenti, se vogliamo metterla, o aperture, ovviamente io insomma mi sono sentita più volte fuori luogo, per cui la mia era proprio una fatica di vivere. E questa cosa l'ho intuita quando questo medico, che io definisco insomma veramente una persona forse anche un po' illuminata nel suo modo di fare, perché con me è stato veramente positivo. Ecco, un giorno mi ha detto: Giorgia, sei così giovane, sei così luminosa, che cosa ti toglie la voglia di vivere? Ecco, quella è stata la prima molla che ha fatto scattare in me un qualcosa. Mi son detta: ma se è la voglia di vivere che mi manca, allora basta che la trovo e quindi guarisco, cioè che problema c'è? Non ho capito. Ed è stato così che andando a casa ho cercato di capire, e veramente credo che in quel momento è stata la prima volta che ho fatto un passo nell'auto-osservazione. È stato il primo momento in cui mi sono detta: "Caspita, ma io esisto, ma io ho un malessere e se io mi ritrovo unita posso anche uscirne da questo malessere". E quindi, riprendendo quello che diceva Marcello prima, sono entrata nell'azione. In quel momento la mia vita di coppia, di famiglia, insomma io avevo già 2 bambini, ma era per me soffocante e ho deciso di separarmi. Quindi sono entrata nell'azione di un cambiamento, sono uscita da un sistema. E lì già c'è stato un gran miglioramento e quello è una cosa che, secondo me è proprio pratica. Quando noi cambiamo quel qualcosa, che ci sta portando ad un malessere, in automatico arriva una guarigione, ma non è stata totale. Non è stata totale perché non avevo fatto questo lavoro su di me di unificazione, diciamo, di me stessa e non mi stavo dando ancora il diritto di esistere. Non lo stavo facendo in maniera così forte. Ed è successo che dopo un po' di volte che ancora stavo male, questo medico, senza ricordarsi di avermelo già detto, ogni tanto mi richiedeva: "Ma se stava andando meglio, che cosa ti toglie di nuovo la voglia di vivere, no?" Allora gli dicevo: "Caspita, non ho trovato la strada giusta." Finché a un certo punto, un giorno, io devo dire che nel frattempo, avevo deciso di intraprendere il cammino del Reiki, di tutte le energie, perché stavo cercando me stessa e in quella strada ho trovato tantissimo e ho trovato il potermi esprimere e questa è un'altra cosa importante che ha contribuito alla guarigione ovviamente. Ecco, nel momento in cui io mi son fatta quindi trattamenti tutti i giorni e cercavo di capirmi, di osservarmi, di comprendere e questo è stato penso l'atto d'amore più grande che io possa aver fatto per me stessa, ecco. Finché un giorno ero arrivata esasperata, avevo iniziato una nuova relazione, ovviamente dolorosa perché non avevo elaborato sufficientemente il perché mi ero trovata con quell'uomo, pensavo che eliminare l'uomo fosse il problema, in realtà non era così, okay? E quindi, ho ritrovato determinate dinamiche, però a un certo punto,
Quando sono entrata in ospedale una mattina per fare gli esami, me la ricordo bene quel giorno perché è entrato proprio nella mia memoria e mi vedevo, ero seduta, avevo a fianco a me queste delle persone, dei ragazzi, delle ragazze della mia età, senza capelli, gialli, senza vita, e sentivo attorno proprio la tristezza. E io mi sono detta: "Ma che caspita ci faccio qua dentro? Se io, conoscendo tutte le varie potenzialità che abbiamo, ma non esiste che entro qua dentro, non ci arriverò mai più qui dentro", perché capisco che loro quando sono entrati qua poi alla fine ci sono rimasti. Quindi proprio e quindi quel giorno, sono uscita fuori, mi sono fatta un pianto pazzesco perché una persona stava camminando, mi è venuta addosso, non mi ha neanche detto niente, è andato avanti, ho detto: "Qua non mi vede proprio nessuno". In realtà ero io che non mi vedevo, no, e questa persona, che poi tra l'altro veramente mi ha fatto come, quasi cadere ed è andato avanti, è stata un regalo, perché in quel momento mi sono vista e ho detto: "Caspita, sono 2 anni che entro ed esco dall'ospedale da sola, nessuno mi accompagna, non ho mai non mi sono accorta che avevo il diritto di chiedere, che potevo invece, cercare un abbraccio, che potevo fare qualcosa di diverso". Insomma, mi è venuta una forza interiore quel momento. Non so se è stata l'intuizione o la decisione, ma è come se davanti a quello che per me era, per passatemi la parola, uno schifo, a un certo punto mi son detta: "Adesso basta. Adesso sto veramente rischiando di trovarmi in questa situazione seria e quindi basta. Da questo momento io sono guarita". Sono andata a casa, avevo fatto gli esami la settimana prima, avevo appena, parlato con il medico ed eravamo, siccome ero in una situazione un po' difficile, mi aveva detto di ritornare a farli la settimana dopo, okay? E quindi vabbè, sono andata a casa, nel mio diario mi son scritta: "Da oggi sono guarita". Sono andata a far gli esami dopo 7 giorni e il medico mi ha richiamato dopo 2 giorni, fa: "Guarda, hanno sbagliato gli esami laboratorio, devi rivenire". E io che avevo 2 bambini piccoli, per andare a Padova dovevo partire all'alba, insomma tutta una serie di cose, alla fine sono riandata. Poi dopo 2 giorni mi richiama: "Guarda, c'è qualcosa che non va perché gli esami vengono tutti sbagliati". E io ho detto, dentro di me ho pensato: "Sbagliati in negativo", perché non è che mi abbia detto in realtà sono in positivo, no, e quindi stavo cominciando già di nuovo ad andare: "Aiuto, che cosa sta succedendo?". In realtà poi, l'ho chiamato, ho preteso che mi spiegasse quali erano gli errori, lui mi ha detto: "Vengono fuori completamente, perfetti", cioè come se il il midollo fosse completamente a posto. Dopo averli rifatti per la terza volta, lui mi ha dovuto dire: "Guarda Giorgia, cioè è, scientificamente per me non spiegabile, eppure in 7 giorni qua risulta tutto a posto". Ho fatto di nuovo i controlli per 2 o 3 volte a distanza di 1 settimana, dopodiché, li abbiamo fatti a distanza di 6 mesi, però insomma lui mi ha dichiarato guarita. È stato un medico bravo perché in realtà dopo poco io sono rimasta incinta della mia terza bimba e quando gliel'ho detto, l'ho chiamato dicendo: "Aiuto adesso", lui mi ha detto: "Guarda, goditi la gravidanza, non fare più esami, non farti più vedere da me, pensa solo alla vita e che sia finita". Quindi per me è stato un medico che veramente io ho nel cuore, ecco, no. Però questa esperienza, a me è stata importante perché, è come se, quello che ho dovuto decidere non è stato di guarire. Io vi ripeto, non sono sicura se è stata una decisione o se è stata un'intuizione, ecco. Ancora me lo chiedo, però è stato importante per me per capire la modalità di relazione con il mio corpo e con il mio modo di vivere. Tante altre volte mi sono trovata e mi trovo in situazioni in cui il corpo esprime quello che è il malessere della mia parte animica, emotiva e non cerco più una risposta a livello medico di quello che è il sintomo, cerco di capire che cosa il sintomo mi sta dicendo e cerco di lavorare nell'autoabbraccio, nell'auto-osservazione, come posso dire, nell'amore per me stessa e nel cambiare la situazione. Un'altra cosa importante che credo possa essere utile è proprio non essere entrata nella paura, come diceva Marcello. Io ricordo ben chiaro, a parte il fatto di aver scelto di non parlarne con la mia famiglia, tanto è vero che i miei genitori ancora adesso mi chiedono: "Ma sei sicura? Guarda che non si possono inventare queste cose, eh". Mi hanno detto: "Non puoi dare delle testimonianze che non son vere".
Io invece ho scelto di non volerne parlare con nessuno, proprio perché a casa mia sono sempre stata la pecora nera, quella che comunque non è la fuori di testa, il brutto anatroccolo, esatto. E quindi se io avessi... Come? Ah, ecco appunto, per fortuna. Se io avessi scelto di parlarne, sono sicura che loro mi avrebbero non solo accompagnato in ospedale, ma mi avrebbero convinto a far tutte le terapie possibili e immaginabili. E ancora adesso io a loro racconto veramente gran poco, anzi quasi niente. Tra l'altro, ti sei fatta la mammografia, ti sei fatta il pap test, sì, ho fatto tutto perfetto. Non li faccio mai per scelta, insomma, no? Ecco, proprio perché ho capito com'è. Grazie. Ecco, però diciamo che quello che mi ha aiutato e su cui lavoro con le persone che seguo è il fatto di non entrare nella paura. La paura per me è l'opposto dell'amore. L'amore è unione, la paura è divisione, ci divide all'interno, ci fa entrare nel dubbio, ci fa entrare anche proprio nel pensare che ci sia qualcosa di esterno che può farci male. In realtà parte tutto da noi, nel bene e nel male, e credo che sia importante proprio essere fermi nella comprensione che il corpo è solamente una piccola parte di noi ed è quella che esprime a livello materiale più facile quello che noi stiamo vivendo interiormente. Quindi quando il medico mi ha detto questa cosa, mi ha dato questa sentenza nel 2007 della leucemia, a me non è che proprio mi abbia più di tanto preoccupato, diciamo. Forse sono stata molto superficiale, non lo so, però non sono entrata nella paura perché era come se dentro di me ci fosse già la convinzione che potevo, se avessi voluto, ne potevo uscire. E così è stato altre volte nella mia vita, insomma, no? E dopo la guarigione, ovviamente, oltre ad aver seguito i miei figli, che sono la cosa più bella che mi poteva capitare, insomma, mi sono dedicata ho deciso proprio di fare per lavoro quello di aiutare altre persone che sono in difficoltà grazie alla mia esperienza. Per me, se tornassi indietro, richiederei di passarci, perché è stato proprio quella che ha scatenato in me l'espressione dei talenti che avevo dentro. Subito dopo qualche anno ho iniziato a rendermi conto che in realtà potevo donare energia in una maniera che non era ovvia, che non era un metodo riconosciuto, eccetera. Era come se da quella guarigione mi fosse arrivata una carica che in qualche modo potevo donare. E mi è arrivata questa vibrazione che si chiama Unity Connection, che non ho deciso io, di cui non ho deciso il nome, non ho deciso il simbolo, non ho deciso... mi è arrivato tutto, e attraverso questo riesco ad arrivare ad una situazione di empatia molto forte con le persone, di sintonia, e li aiuto in questo cammino di guarigione. La cosa che per me è importante è il fatto che una persona in maniera veloce cambi vita, perché purtroppo io ci sono passata in questa cosa, in giro c'è di tutto, noi abbiamo infinite strade, non c'è la strada giusta, possiamo passare tramite lo yoga, ma veramente di tutto, e nel mercato c'è di tutto, no? Il problema è che anche se facciamo anni e anni di corsi, io vedo tante persone che arrivano da me che comunque hanno imparato tante cose, ma poi metterle in pratica e essere felici è un'altra cosa, ok? E quindi quello che cerco di fare attraverso l'esperienza che è arrivata a me è proprio quella di invece prendere per mano la persona e aiutarla a 360 gradi a capire quello che io faccio per me. Ecco, quello che faccio per me quando mi trovo in una situazione di difficoltà la ripropongo, e quindi partiamo dall'ascolto, la comprensione, la decodifica del sintomo, all'ascolto di qual è la situazione, qual è il malumore, quali sono i lati positivi, cerchiamo i talenti, la missione, il perché siamo qui, quindi tutta una serie di azioni che sono le stesse che io ho fatto per me, no? Per uscire da queste situazioni di difficoltà, per poi cercare di non entrare nella paura ed entrare poi nella guarigione. Poi ci metto anche il trattamento energetico di un certo tipo, che però non è ti faccio guarire, ma ti do la luce giusta perché tu la possa indirizzare nella tua guarigione, ecco. E quindi
è una benedizione per me, è stata un'opportunità, non un momento solo di crisi, quello della leucemia. È partito tutto da lì e poi diciamo sempre di più, in maniera sempre più conscia e più consapevole. Ecco. Non so se c'è qualcos'altro che... Facciamoci un po' di pubblicità. Intanto grazie per questa bellissima cosa a lei. Perché il caso di Giorgia è bellissimo? Perché quel giorno ha deciso che era guarita e molte persone guarite mi hanno detto è successo un click a un certo punto. Con Giorgia faremo a Mestre, io e lei, anzi cavallerescamente lei e Dio, un corso sui fiori di Bach che amo da anni, ne ho dato a migliaia di persone, li prendo anch'io. Il fiore di Bach è meditazione.